Ciao tifosi azzurri! Siamo tornati con un altro interessante aggiornamento sul nostro amato club. Come sempre, ci impegniamo per migliorarci e portarvi le notizie più recenti e rilevanti. Oggi affrontiamo un argomento che sta suscitando grande agitazione per il futuro della difesa. Abbiamo una notizia bomba che promette di agitare il mercato dei trasferimenti. Antonio Conte, il nuovo comandante del Napoli, sta spingendo per rinforzi difensivi di peso. Tra le sue prime scelte c'è Alessandro Buongiorno, difensore del Torino e uno dei migliori del campionato italiano 2023-2024. Conte crede che Buongiorno abbia ancora molto potenziale per crescere e migliorare, specialmente sotto la sua guida esperta. Tuttavia, il maggiore ostacolo a questo trasferimento è il prezzo. Il presidente del Torino, Urbano Cairo, chiede circa 40 milioni di euro. Nei prossimi giorni, il direttore sportivo Giovanni Manna si incontrerà con la delegazione del giocatore per cercare di convincerlo, consapevole che garantire Buongiorno prima del campionato d'Europa sarebbe essenziale, poiché la competizione potrebbe aumentare ulteriormente il suo valore di mercato. La presenza di un difensore solido come Buongiorno potrebbe essere cruciale per il successo del Napoli nelle competizioni nazionali e internazionali. Oltre a Buongiorno, Conte è interessato anche a Clement Lenglet, con cui ha già lavorato al Tottenham. Lenglet porta con sé una vasta esperienza internazionale e potrebbe aggiungere molta qualità alla nostra linea difensiva. Tuttavia, i costi salariali elevati di Lenglet rendono la trattativa complicata, a meno che il Barcellona, che preferisce venderlo definitivamente, accetti un prestito e contribuisca significativamente al pagamento dello stipendio. Un'altra opzione più fattibile è Radu Dragusin. L'ex giocatore del Genoa non ha avuto lo spazio che sperava in Premier League e sta considerando un ritorno in Italia. Dragusin sarebbe una preziosa aggiunta, in grado di affermarsi in un club di grande importanza come il Napoli, anche se solo temporaneamente con un prestito. Tifosi del Napoli, cosa ne pensate? Pensate che Alessandro Buongiorno sarebbe un buon acquisto per rafforzare la difesa del Napoli? Lasciate la vostra opinione nei commenti, è molto importante per la nostra comunità di tifosi. E non dimenticate di mettere mi piace al video, iscrivervi al canale e attivare le notifiche per ricevere i nostri video in anteprima. Alla prossima e forza Napoli sempre!